in collaborazione con Benvenuti a una nuova puntata di Con i frutti della terra a cielo aperto e difatti ci vedete tutti quanti insieme. Questo momento ci rende distanti, ma in qualche modo queste piattaforme ci consentono invece di stare vicini. Difatti abbiamo Ecco, io che vedi che ti interrompo subito, vicini, fin troppo vicini, ti tolgo la parola brutalmente, più vicini del solito, perché direi non abbiamo praticamente mai fatto il menù, i saluti iniziali tutti quanti assieme. Siamo Imola, Bologna, Padova, Castelfranco, ci siamo tutti. Esatto, anche la geografia quindi. E abbiamo anche un menù molto molto articolato e quindi direi di cominciare subito. Io do solo una cifra perché 2020 in effetti per molti è un numero da dimenticare, invece per noi oggi come oggi è una cifra importante perché sono esattamente 2020, pensate, le persone che ci stanno seguendo da oggi sulla nostra pagina Facebook e quindi diciamo è un motivo di orgoglio e soprattutto dimostra come i social siano importanti in questo momento per condividere le comunicazioni e naturalmente è importante anche la TV. E sono tante anche le notizie di attualità nella puntata di oggi. In primo piano il mancato sblocco della produzione di macchine agricole che non sono rientrate tra i settori autorizzati a ripartire. Nel nuovo decreto del governo tutte le altre filiere sono state disegnate abbastanza bene tranne quella agricola, ha dichiarato ai nostri microfoni Alessandro Malavolti, presidente dei costruttori italiani, rinnovando l'appello. E sempre per il settore dai dati di mercato del primo trimestre emergono numeri fortemente a ribasso. Bene, anche oggi sull'attualità a cielo aperto siamo partiti dalle api, dopo le gelate anche loro sono in sofferenza. I campi tra l'altro sono invasi, un parolone, però sono frequentati da cittadini che cercano di sfuggire ai controlli e anche respirare un po' d'aria. Gli allevatori nel mirino di Report, facciamo un po' di chiarezza con il presidente regionale di CIA e la situazione dei contoterzisti, ce ne parla il presidente nazionale di CAI, Confederazione Italiana Agromeccanici. Infine la ricetta degli AgriChef con Palazzo Manzoni, siamo andati a Ravenna. E anche noi a proposito di cucina abbiamo una proposta: pallotte, cacio e ova, una ricetta tradizionale preparata rigorosamente da noi. Poi però anche un sipario gioioso, proprio oggi si doveva tenere la manifestazione Agriolo che chiaramente è stata annullata a causa dell'emergenza sanitaria e allora rivediamo insieme un flash dell'anno scorso dedicato al modellismo agricolo. La filiera agricola continua a essere indicata come strategica per il nostro paese, però nell'ultimo decreto, quello che ha autorizzato a partire dal 14 aprile la ripartenza di alcune categorie produttive, non è arrivato l'atteso sblocco della produzione di macchine agricole, ricambi e componenti. Noi siamo in collegamento con Alessandro Malavolti, presidente di Federunacoma, per fare il punto della situazione, perché effettivamente sembra abbastanza paradossale questa decisione. Sì, purtroppo eravamo abbastanza certi che fino in ultimo il nostro settore fosse incluso nel codice Ateco del nuovo decreto del 10 aprile. Purtroppo, nonostante l'intervento del ministro Bellanova in nostro favore per cercare di avere tutta la filiera aperta e non solo la parte dell'agricoltura, della silvicoltura e della rivendita, il governo ha deciso di togliere l'unico settore che ha tolto è stato il nostro, cioè il 28.3, la produzione di macchine agricole e componentistica per le macchine agricole e la silvicoltura. Dal nostro punto di vista questa cosa è un mistero ed è una cosa assolutamente irrazionale, è incomprensibile, anche perché la filiera è molto chiara, tutte le altre filiere sono state disegnate abbastanza bene tranne quella agricola.
Non so che interessi ci sia dietro questo o se è solo una svista. Speriamo che la cosa venga corretta non più tardi di questa settimana per la prossima settimana. Questo sta provocando un grosso problematica in termini di produttività nei campi e in termini di macchine e di agricoltura. Già si vedono i primi effetti di prezzi di derrate agricole che vanno alle stelle. Sto parlando del grano, sto parlando di alcuni agrumi, sto parlando della frutta e della verdura. Questa situazione non farà altro che peggiorarsi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Le dico solo che le nostre fabbriche hanno, all'interno delle fabbriche abbiamo più di 3.000 trattori pronti per la consegna che non riusciamo a spedire, solo per il mercato italiano in questo momento. La cosa più grave non è tanto il trattore, che comunque è una macchina fondamentale per le lavorazioni in campagna, ma sono le macchine specializzate, cioè le seminatrici, le sarchiatrici, gli erpici, tutte le macchine per la protezione delle culture, per i fitofarmaci, le macchine per l'irrigazione, le prime irrigazioni di urgenza, ma anche tante macchine specializzate per i primi trattamenti nei campi le prime lavorazioni in questo periodo. Qui la situazione è veramente drammatica, nel senso che non si semina, non si dà protezione alle culture, anche del grano o meno, questo influirà pesantemente sui raccolti. Altra situazione abbastanza paradossale è che non riusciamo neanche a spedire i ricambi. Tutti i rivenditori ci stanno chiamando disperati perché non hanno macchina da consegnare. Ed è questa la situazione più grave, non hanno ricambi, stanno facendo un sacco di assistenza in campagna, però non avendo i ricambi si fa molta fatica a poi far ripartire le macchine. Per cui le macchine nei campi si stanno fermando, non solo in Italia ma in tutta Europa, e questa è una cosa veramente grave. Stiamo mettendo in ginocchio l'agricoltura europea. Aggiungendo il fatto che non si trova manodopera, per cui tutte le Coldiretti, la Confagricoltura e la CIA hanno detto al governo: attenzione, sbloccate la situazione degli immigrati o comunque della mobilità della manodopera per raccogliere soprattutto gli ortaggi, questo sta provocando dei grossi danni all'agricoltura. Negli ultimi giorni Stati Uniti, Russia e molti altri paesi hanno bloccato l'esportazione del grano e di altre derrate alimentari. Questo provocherà e sta provocando un innalzamento dei prezzi degli alimentari che vedremo nelle prossime settimane nei nostri supermercati. Questo è quello che è successo negli ultimi settimane, e una parte della responsabilità è anche del nostro governo, che non ha saputo inserire le macchine agricole italiane all'interno di questo DPCM. E intanto anche il primo trimestre di questo 2020 così difficile, insomma, già ci consegna dei numeri chiaramente al ribasso. L'ufficio studi di Federunacoma ha elaborato proprio i dati relativi ai primi 3 mesi dell'anno. Ci può dire qualcosa su questo? Sì, la situazione del mercato nei primi 3 mesi è stata negativa, e il dato è stato influenzato soprattutto dal mese di marzo, perché i primi 2 mesi, gennaio e febbraio, le matricolazioni stavano crescendo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Marzo abbiamo avuto mese su mese un calo di oltre 1/3 delle vendite, cioè l'anno scorso sono state vendute circa 1.500 trattrici, quest'anno ci siamo fermati a poco più di 1.000. Se guardiamo i primi 3 mesi il calo è intorno al 14-15%. Questa è la situazione del primo trimestre. La mia previsione per i mesi di aprile, maggio e giugno è addirittura peggiore, perché in questo momento non riusciamo a consegnare macchine, per cui queste macchine erano già nella rete e le prossime, quelle che verranno consegnate, non ci saranno, per cui se non si sblocca questa situazione il crollo delle matricolazioni di aprile sarà peggiore ancora. Grazie Presidente Malavorti, speriamo di poterci riaggiornare presto con delle buone notizie, almeno sullo sblocco della produzione. E adesso voltiamo pagina. Oggi si sarebbe dovuta tenere la 13ª edizione di una manifestazione molto festosa ma anche importante per il mondo agricolo e zootecnico, Agriolo. Ovviamente è stata annullata per l'emergenza sanitaria, però noi ci vogliamo regalare un attimo di gioia rivedendo un momento particolare che vede in scena il modellismo agricolo. E il modellismo agricolo è la passione che unisce questo gruppo di amici provenienti da diverse parti d'Italia. Intanto al mio fianco Igor, che poi ci racconterà questo modello, in particolare un modello intorno al quale una volta in campagna si riunivano tantissime persone, c'era anche una ritualità, ma ne parleremo dopo. Però volevo sapere anche i nomi di tutti gli altri. Allora, lei si chiama? Mi chiamo Domenico Fornari. Di dov'è? Nella zona di Varese.
Invece da questa parte Civitanova, vero Marche? Lei si chiama? Marche, Civitanova Marche, Alessandro Amorosi mi si chiama. E lei? Emilio Gattafoni, Civitanova Marche. Bene, quindi insomma varie località d'Italia, appunto amici riuniti dalla passione, la passione del modellismo agricolo. Allora Igor, questo esemplare bellissimo, ce lo descrive? L'ha costruito lei? Beh, diciamo che era la tecnologia degli anni, fino agli anni 50 per mietere e treviare il grano, e quindi questa è una delle ultime macchine più evolute rispetto alle precedenti, per cui c'era un trattore, un classico Landini, la trebbia e la pressa, perché la paglia serviva per alimentare le stalle degli animali e anche per fare la carta gialla. Da questa parte poi ci sono altri esemplari, altri modelli con un caratteristico colore arancione anche che li contraddistingue. Sì, sono i colori della Fiat che ha sempre usato fino al 1960 circa o 70. Sono delle riproduzioni di macchine che risalgono al 1950 circa, sono tutte di quel periodo. Ma il problema per noi è la ricerca di come fare, non si trova documentazione, chi ce l'ha non lo lascia, di conseguenza è un grosso problema, ma comunque ci riusciamo alla fin fine. Come può vedere abbiamo fatto delle cose abbastanza importanti, insomma, ecco. È tutto qui, è quello che noi facciamo, poi lo facciamo per passione, attenzione, non per... Poi c'è molta gente che dice ma che pazienza. No, non è pazienza, è passione, questa è proprio passione. No? Quanto tempo ci vuole per costruire un esemplare? Ma circa dalle 3.000 ai 5.000 ore, almeno come lo faccio io. Molto importante da dire che questo non è solo abilità nostra, è anche abilità delle nostre mogli che devono subire il nostro stato di contentezza o no, perché nei momenti di sconforto l'umore non è uguale a quando c'è il risultato, per cui anche le nostre mogli hanno dei meriti, non solo noi. Nel frattempo anche gli amici di Civitanova Marche hanno messo in moto i loro trattori, allora ci spostiamo da quest'altra parte e li andiamo a raggiungere. Eccoli qui. Allora abbiamo messo in moto anche questo Caterpillar, leggo del 1917 questo modello. Sì, 17-18, nato in America, i primi trattori, costruito dalla Caterpillar, cioè era della Holt. È passato dalla Caterpillar per il trasporto dei cannoni, tempo di guerra. Poi la guerra è terminata, quindi questo è passato in agricoltura. È un modello, un trattore di 12 tonnellate, quindi in Italia non se n'è visto neanche uno, perché anche era pesante. Ce n'è uno solo in Europa, sta in Belgio. Invece gli altri? Gli altri, questo è Landini. Landini che poi vedremo anche in sfilata nella versione grande. Gli amici nostri, anche Igor che ha fatto quello lì, è Landini. Questo è un Lanz tedesco, è costruito lo stesso da me e Emilio, che abbiamo costruito insieme, sempre per passione, per portare avanti. Questo è diciamo un motore agricolo che mandava delle pompe, cioè tutto ciò che serviva da applicare con un motore, questo era un motore costruito appositamente. E quindi questa passione come vi è nata? Questa è una passione che nasce proprio da ragazzini, da piccoli, che almeno per quanto ci riguarda a me e a lui fin da ragazzini, insomma, la passione per la meccanica c'è sempre stata. Meccanica e non solo, perché poi non è solo meccanica, è anche un po' di computer, perché un motore di questo qui nasce al computer praticamente, con tutto il progetto, con i disegni e quindi poi i modelli per la fonderia, le fusioni e quindi alla fine la realizzazione vera e propria. È una lunga storia, insomma, ecco.
che nasce da parecchi anni, insomma. Lei prima ci diceva che riguardo alla trebbiatura c'era anche una sirena che annunciava l'inizio, allora vogliamo concludere questa parte di collegamento facendo sentire la sirena? Io logicamente la faccio girare con questo perché questa girava con il cinghione della trebbia. Bene, a questo punto ci facciamo una piccola pausa, dopodiché arriva Claudio Ferri con A Cielo Aperto e l'attualità e le news.